Amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come Garry Kasparov, uno dei più grandi campioni dei scacchi da sempre, forse il genio indiscusso, in una partita perde un solo pedone e abbandona la mossa successiva. Ebbene sì, la partita che stiamo per vedere ha qualcosa di incredibile. Si sa, no, che perdere pezzi è difficile poi cercare di recuperare se perdi un alfiere, perdi un cavallo, perdi una torre, ma con un pedone in meno è davvero impossibile recuperare la posizione. Beh, ce lo dirà il nostro amico Garry Kasparov. Ti ricordo che siamo in fase di lancio col corso French Secrets, è il corso più completo sulla difesa francese. Ti lascio il link in descrizione e non a caso la partita di oggi inizia con una difesa francese. Ok, l'avversario di Kasparov che è al lato dei bianchi, al lato dei neri abbiamo Ivanchuk, una delle bestie nere di Kasparov. Ognuno di noi ha quell'avversario che magari non è più forte di noi, ma ha uno stile di gioco talmente strano che non riusciamo a batterlo. Ecco, in realtà Kasparov l'ha battuto tante volte, però diciamo era quello che gli era più fastidioso come giocatore, di 4, di 5 e cavallo C3 e alfiere B4 si entra nella variante Winaware. L'idea, come dicevamo, è quella di inchiodare questo cavallo e quindi permettere poi di catturare il pedone. Qui la risposta migliore in assoluto per il bianco è l'avanzata in E5 che comprime un pochettino il bianco. Abbiamo visto che tra le risposte migliori c'è C5. Qui Ivanchuk utilizza un sistema totalmente nuovo, se vogliamo, B6, e vedremo come queste prime mosse del nero saranno totalmente fuori da ogni teoria, fuori da ogni logica, e non sembra che il nero sta giocando un fortissimo grande maestro, sembra che stia giocando un principiante, ma il sistema che utilizza, il sistema difensivo che utilizza il nero in questa partita è fenomenale, impossibile da attaccare nonostante innumerevoli tempi persi. Perché tempi persi? B6, in genere si fa qualcosa di concreto sul centro oppure si pensa a sviluppare un pezzo, invece B6. E qui su A3 il motore consiglia prima scelta alfiere per C3, che è un po' anche, diciamo, l'idea della Winaware, cioè quella di dare via l'alfiere, e invece questo alfiere torna a casa in F8. Soffermiamoci un attimino a seguito di questa mossa, cioè l'unico pezzo sviluppato che aveva il nero lo riporta a casa e dopo cavallo F3, come puoi vedere, il bianco ha un solido centro, due cavalli sviluppati, il nero non ha nessun pezzo sviluppato, ma nonostante ciò, ok, la barra di valutazione dà un vantaggio, un leggero vantaggio per il bianco, ma forse il nero, anche prendendosela con calma, riesce a entrare in gioco. Infatti, cavallo E7, primo pezzo sviluppato anche per il nero, anche se va un pochettino a tappare tutto. H4 inizia l'inondata, il pawn storm verso il futuro arrocco del nero. H6 per limitare un pochettino queste avanzate. H5. Kasparov sta giocando in suo pieno stile, in stile aggressivo. Qui utilizza addirittura i piani di Alfa Zero, i motori più forti che ci esistono oggi, che all'epoca ovviamente ancora non esistevano. A5, guardate come continua a ritardare la spinta in C5, come per andare in schemi rivoluzionari, e l'idea era proprio quello, perché Kasparov, ripetiamo, una delle leggende scacchistiche, è stato anche uno dei primi a studiare gli scacchi col motore, quindi conosceva benissimo la teoria, conosceva benissimo le linee, e l'idea era quello di non entrare in terreni battuti per Kasparov, ma andare in cose sconosciute, ed è quello che sta facendo Ivanchuk. Avete visto che stile completamente strano, B6, A5, cavallo E7, l'alfiere che è ritornato indietro, una partita stranissima. Alfiere B5 scacco, C6 parando lo scacco con tempo sull'alfiere, e ora la ritirata probabilmente più naturale per questo alfiere sarebbe D3, ma Kasparov decide di metterlo in A4 con l'idea in futuro di togliere il cavallo da C, spingere il pedone C e quindi poi riposizionare l'alfiere lungo questa diagonale. Un po' artificiale come piano, però esiste.
Cavallo D7, altro sviluppo del cavallo e sembra più una sorta di difesa riccio dove gli alfieri sono bloccati perché hanno i cavalli davanti. Arriva cavallo E2, quindi è il piano che dicevamo, no? Quello di poter poi riposizionare l'alfiere in C2, B5, alfiere B3, ovviamente su A4 non si perde l'alfiere può andare in A2, C5 e ora ovviamente sulla cattura si ricatturerebbe di cavallo e il bianco perderebbe il forte centro, quindi C3 è la mossa più sensata in assoluto e ora cavallo C6. Come vedi, se andiamo a vedere la struttura pedonale del nero, il nero sta iniziando un'avanzata sull'ala di donna e sta iniziando ad accumulare i pezzi sull'ala di donna ed è proprio qui il punto. Quindi il bianco ovviamente, come indica la sua catena di pedoni, attaccherà sull'ala di re, il nero sta accumulando invece sull'ala di donna. Arriva il rocco corto per il bianco, nonostante questo pedone molto lanciato, e adesso arriva donna C7. Donna C7 è una mossa particolare perché è come se il nero sia in ricerca di risorse, di qualcosa da fare, quindi gioca donna C7, una mossa non particolarmente pericolosa. Torre A1 per Kasparov, forse questa torre avrebbe dato un pochettino più una mano sulla colonna F per l'avanzata del pedone F. C4, andando così a togliere ogni possibilità di cattura su D4, l'alfiere si riposiziona su C2 e alla fine Kasparov riesce ad avere quell'alfiere in quel posto e cavallo B6. Mi sembra ovvio che adesso il piano del nero sta tutto nella spinta B4, perché l'unico modo a scacchi in questo tipo di strutture per fare qualcosa è creare quella che viene chiamata una spinta di rottura, cioè una spinta che crea poi tensione dove si può decidere se spingere ancora, al che chiudi ancora di più la posizione, o aprire un pochettino le linee con una cattura. Arriva alfiere F4 per Kasparov, sviluppando anche l'alfiere, alfiere in E7, alfiere in G3 per fare spazio eventualmente anche al cavallo o fare spazio per un'eventuale avanzata del pedone F, torre in B8 e cavallo in H2. Ok, su cavallo H2 è chiaro il piano. Quando si toglie il cavallo dalla colonna F è perché si vuole iniziare a spingere questo pedone. E qui arriva una mossa sbalorditiva di iperprofilassi che è donna in D8. Che cosa ha visto Ivanchuk? Ha visto che dopo eventuali spinte, dopo eventuali rotture, catture, eccetera, magari questo pedone potrebbe diventare mobile. Dopo una spinta arriverebbe poi quella che è un'infilata di questo tipo. Quindi per evitare tutto ciò, ma ovviamente questa è una mossa di iperprofilassi, gioca donna di 8. D'altronde con un centro così bloccato, anche se tra virgolette si perde un tempo, si fa una mossa che non è precisa al 100%, non è che perdi all'istante la partita perché appunto la situazione è molto bloccata. Cavallo G4, anche Kasparov inizia ad accumulare i suoi pezzi sull'ala di re prima di iniziare l'avanzata. B4, ecco che arriva il punto di contatto. A per B4, A per B4, C per B4, probabilmente qui Kasparov aveva paura di un eventuale B3, andando poi a rendere questo pedone magari B2 un po' deboluccio, magari il nero si sarebbe poi potuto organizzare per mettere qualche torre qui, qualche cavallo qui, iniziare ad attaccare questo pedone, quindi per paura di questo cattura il pedone e adesso arriva cattura di cavallo con tempo sull'alfiere che si ritira in B1 e ora alfiere di 7. Ora è un momento critico per il bianco perché deve capire esattamente cosa fare. Soprattutto adesso il bianco si ritrova con una debolezza in B2, attaccato a ultra raggi X dalla torre, e qui probabilmente il bianco dovrebbe giocare donna di 2 per iniziare a tenere e cercare veramente di fare qualcosa sull'ala di re. Dopo averci pensato tanto, Kasparov gioca B3, una mossa molto coraggiosa. L'idea qual è? Mi tolgo la debolezza, ho il pedone B2 debole, mi tolgo la debolezza. Non ho paura di un pedone passato, non ho paura di nulla, ma qui Ivanchuk ci sorprende con torre 8. La torre del bianco è ovviamente sospesa, quindi arriva il cambio e dopo B per C4 arriva C. Qui non se la sente il nero di catturare col pedone, non è ancora il momento, e adesso come puoi vedere questi due cavalli dominano la scacchiera. Ti evidenzio le caselle che controllano e sono veramente devastanti. Riescono a penetrare completamente all'interno dello schieramento avversario e a farsi sentire. Arriva cavallo C1 e ora alfiere A4.
e si aggiunge all'attacco di questi magnifici cavalli anche l'alfiere. La donna si sposta, arriva donna in A7 attaccando il pedone centrale e il bianco non ha modi per difendere questo pedone. Come lo difendi? Donna qui viene mangiata, donna qui viene mangiata, donna qui viene mangiata, non c'è modo per difenderlo. Quindi Kasparov gioca cavallo in E3 e ma segue comunque donna per pedone passato, C per C4, cavallo per C4, pedone per C4, rendiamo il pedone passato più lontano possibile dal re, e dopo donna F1, quella che viene chiamata una mossa della disperazione. Il nero alla 31esima mossa arrocca, e questa partita è famosa anche perché è uno degli arrocchi più lontani mai effettuato da un grande maestro. Sapete che generalmente i grandi maestri arroccano mossa 5, 6, 7, 8, hanno già arroccato. Qui siamo a mossa 31, il nero arrocca, e in vista di questa posizione dove sono finiti anche i eventuali guai sul fatto che il nero avesse il re al centro, Kasparov abbandona. Quasi tutti i pezzi sono in prima traversa, sono tutti passivi, dominati dai pezzi del nero. Questo pedone avanzerà, farà danni, come minimo guadagnerà un pezzo. Il cavallo iperattivo, l'alfiere attivo. Arriverà anche questo alfiere molto attivo, arriverà anche una torre che si potrà attivare e fare danni. I pezzi del bianco purtroppo sono mal coordinati, possono fare veramente poco o nulla, e anche l'unica, diciamo, linea d'attacco, cioè la batteria donne alfiere che aveva il bianco, sono sfumati. Su questa mossa Kasparov abbandona con solo un pedone in meno. Chiaro, un pedone in meno, ma questo è un pedone passato. La partita sarebbe stata giocabilissima. Ai nostri livelli, che siamo comuni mortali, la partita è giocabilissima e magari la situazione si ribalta e vince il bianco. Ma ad altissimi livelli, con un vantaggio indicato anche qui dalla barra laterale accanto di meno 3.14, come se il nero avesse un pezzo in più, Kasparov questo l'aveva sentito e decide di non proseguire la tortura, decide di abbandonare la partita. Voi che cosa avreste fatto? Avreste abbandonato o avreste continuato comunque a giocare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!